L'amore per la mia terra nutre tutte le mie storie, è ricerca delle origini e cura della memoria che passa anche attraverso la memoria collettiva delle comunità e quindi il territorio. Parla la lingua della natura con i suoi simboli arcani e arcaici e per questo le foreste e le montagne sono così importanti in tutti i miei libri e nelle mie storie le ho attraversate tutte, dal Tarvisiano con i laghi di Fusine, l'Orido dello Slizza, le miniere di Raibl, fino alla Varresia, in questa cultura antichissima che viene da molto lontano, strumenti, balli, canti unici al mondo, così come il loro carnevale, per andare poi sulle vette della zona Carnia durante la Prima Guerra Mondiale, conoscere la storia delle portatrici carniche, questa impresa epica, eroica che ha ancora tanto da insegnarci. Per le mie storie sono molto importanti gli incontri che faccio e i racconti che le persone mi donano. Ninfa Dormiente è nato da uno di questi incontri. Una persona che è la memoria storica della Varresia mi raccontò di quando bambino diventò amico di un partigiano e di come durante un loro incontro, durante la Seconda Guerra Mondiale, il fucile di questo partigiano sparò un colpo che colpì il carretto guidato da un ufficiale tedesco. Vedendo la sua emozione, camminando sui sentieri di quei luoghi, e io mi stavo già raccontando la storia che poi è finita all'interno del mio romanzo. Un itinerario che consiglio e che farà bene anche al cuore è quello dei sentieri delle portatrici carniche, salire da Timau verso il Pal Piccolo, il Pal Grande, il Freikofel, fino alle trincee che durante la Prima Guerra Mondiale videro all'opera queste donne straordinarie e i reggimenti italiani che lassù combattevano. Una visita anche nel Museo della Grande Guerra di Timau, dove ci sono dei reperti storici importantissimi, e una sala interamente dedicata alle portatrici che è quindi anche culla della loro memoria.